buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Apprensione a Catania per un avvocato scomparso alla Playa, attive le ricerche con droni e appelli social. Il 53enne Andrea Di Mauro ha lasciato lo scooter all'altezza del villaggio turistico europeo. Blitz antimafia nel catanese, 9 arresti, la famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano imponeva con la violenza le estorsioni e gestiva lo spaccio di droga a San Pietro Clarenza e Belpasso. Trapani, processo per l'ex senatore PD Antonino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone. Sono accusati di mafia, estorsioni, traffico di droga e scambio elettorale politico-mafioso. Catania, la droga viaggiava su un tir proveniente dalla Spagna, nascosta nelle casse della frutta, sequestrati dalla polizia 280 kg di marijuana e hashish, 2 arresti. Pochi servizi e tanto degrado, molteplici problemi a Catania, nel quartiere San Giovanni Galermo e Trappeto, gli abitanti dicono siamo in un mare di guai. Dalla Caritas diocesana alimenti in dono per i musulmani della Moschea di Catania in occasione del Ramadan che prevede il digiuno dall'alba al tramonto. Si rinnova così una tradizione che dura da 10 anni. Calcio, il Catania al lavoro per la trasferta di sabato pomeriggio a Latina. Toscano recupera Ierardi e Montalto. Il club rossazzurro ricorda Bruno Pizzul, scomparso oggi. Ben trovati. Da ieri mattina non si hanno più notizie dell'avvocato Andrea Di Mauro, scomparso da Catania, il cui scooter è stato ritrovato parcheggiato sul litorale della Playa. Le ricerche sono tuttora in corso. Sentiamo Simona Mazzone. Proseguono incessantemente le ricerche di Andrea Di Mauro, l'avvocato 53enne di Catania, scomparso alla Playa, dove è stato ritrovato solo il suo scooter parcheggiato all'altezza del villaggio turistico europeo. I vigili del fuoco di Catania sono impegnati dalla serata di martedì nelle ricerche, sia in mare che sulla terraferma, con l'ausilio di sommozzatori, droni e un elicottero della Guardia Costiera. Di Mauro è un professionista stimato e conosciuto, specializzato nel settore immobiliare e lavora in uno studio associato di Catania. È sposato e ha 2 figlie. Non si hanno sue notizie dalla mattina di martedì. Sui social pubblicati diversi appelli da parte di numerosi conoscenti e colleghi, compresi tanti messaggi sulla pagina Facebook del Tribunale di Catania. A Catania, con violenza e pestaggi, la mafia imponeva le estorsioni e gestiva lo spaccio di droga a San Pietro Clarenza e a Belpasso. Gli incontri nella macelleria equina del boss Santo Nocito. 9 arresti nel clan Santa Paola Ercolano. Sentiamo Giusilla Zara. La mafia violenta, la mafia del pizzo e della droga. Feroci i referenti del clan Santa Paola Ercolano a San Pietro Clarenza e Biancavilla nel catanese, che vessavano commercianti e gestivano le piazze di spaccio. 9 gli arresti nel blitz dei carabinieri che hanno smantellato la rete tossica dell'organizzazione. Il gruppo manteneva rapporti con altre cosche e teneva una cassa comune per sostenere gli affiliati detenuti. Ma non si muoveva foglia se non voleva Orazio Santonocito, titolare di una macelleria equina al vertice dell'organizzazione dal 2016. Secondo gli inquirenti, il macellaio di San Pietro Clarenza, così dalle intercettazioni durante le estorsioni, organizzava gli incontri nella sua macelleria, dove venivano convocati anche commercianti taglieggiati. Santonocito si sarebbe occupato in prima persona del recupero crediti, intervenendo in vicende per le quali alcuni imprenditori richiedevano il suo intervento, mettendo in atto vere e proprie intimidazioni, anche con l'uso della violenza. Quando non si poteva pagare con il denaro, si dovevano comunque fornire generi alimentari da destinare agli affiliati in difficoltà. Lo spaccio di marijuana invece era gestito da Alfio Caruso, ritenuto dagli inquirenti braccio destro di Santonocito. Durante le indagini sono stati eseguiti 3 arresti in flagranza di reato per estorsione aggravata, liberando così un imprenditore per anni vessato dagli strozzini. L'operazione Old Horse, vecchio cavallo, è partita dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalle precedenti operazioni Sotto Scacco e Black Lotus.
E sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Palermo Paolo Magro i 13 indagati dell'operazione antimafia della Mobile di Trapani che a settembre scorso coinvolse, tra gli altri, l'ex senatore PD Antonino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone. Ma sentiamo Laura Spanò. Sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Palermo Paolo Magro i 13 indagati dell'operazione antimafia della squadra mobile di Trapani che il 16 settembre scorso coinvolse tra gli altri anche l'ex senatore Antonino Papania, l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone e il boss Giosuè Di Gregorio. Tutti gli indagati sono accusati a vario titolo di mafia, estorsioni, traffico di droghe e scambio elettorale politico-mafioso. Il GUP ha accolto la richiesta del PM della DDA di Palermo, Pierangelo Padova, disponendo l'inizio del dibattimento il prossimo 9 maggio. Il processo si terrà davanti al Tribunale di Trapani, competente per territorio. Secondo gli inquirenti, Papania, con l'intermediazione di Perricone, entrambi in carcere, si sarebbe accordato col capomafia per procurare voti ad Angelo Rocca, coordinatore provinciale del movimento politico Via, alle regionali del 2022. Papania, in cambio, avrebbe pagato Di Gregorio. Il Tribunale del riesame nei mesi scorsi aveva rigettato l'istanza di scarcerazione presentata da Papania e Perricone. L'ex senatore, secondo il GIP che ne ha disposto l'arresto, si sarebbe rivolto agli influenti membri dell'associazione mafiosa a riprova della spregiudicatezza con la quale esercitava la sua influenza politica sul territorio di Alcamo e nei comuni vicini. L'operazione interessò Alcamo, Calatafimi e Trapani e mise in luce gli intrecci tra politica e mafia. Dopo il blitz che ha portato agli arresti di 181 tra capi e presunti gregari di Cosa Nostra, i carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni nel corso della notte nel cuore della Zisa a Palermo, nel mandamento mafioso di Porta Nuova. I carabinieri sono entrati in 15 tra case e magazzini alla ricerca di denaro e droga. Il maxi blitz, nel cui ambito si inquadrano gli accertamenti della scorsa notte, ha riportato in carcere diversi capi mafia che erano stati liberati dopo aver scontato la pena e che erano tornati in affari puntando a riorganizzare la commissione provinciale. Oltre 280 kg di droga è stata sequestrata dalla polizia su un tir che viaggiava sull'autostrada Messina-Catania. Sono stati arrestati i 2 corrieri ed ecco dove l'avevano nascosta. Lorena Dolci. Un camion carico di cassette di arance, niente di più normale da trovare in Sicilia, ma fra tarocchi, navel e mandarini quel carico nascondeva la sorpresa. Gli agenti della squadra mobile di Catania lo aspettavano da tempo. Le indagini e indizi raccolti parlavano di un auto articolato proveniente dalla Spagna con un grosso quantitativo di droga. Quel tir che trasportava casse di frutta corrispondeva al mezzo segnalato, così i poliziotti sono entrati in azione. Lo abbiamo poi fermato lungo la direttrice Messina-Catania e lo abbiamo trasportato in porto. Qui è stato scaricato l'intero contenuto del mezzo e con l'ausilio di unità cinofili antidroga della Polizia di Stato abbiamo individuato 12 casse di arance, al cui interno erano stati abilmente occultati in alcuni scatoloni e in alcuni borsoni e numerosissimi involucri termosaldati di sostanza stupefacente. Alla fine saltano fuori 248 kg di marijuana e 34 di hashish. I 2 corrieri, uno spagnolo e una donna colombiana, sono stati arrestati. Adesso andiamo a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. 2 carabinieri sono stati aggrediti al termine di un controllo di routine. Vi mostriamo le immagini di questa aggressione. Marco Gullà. Un'aggressione violenta nei confronti di 2 carabinieri. Siamo a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. 2 carabinieri della compagnia di Misilmeri sono stati aggrediti durante un controllo di routine. Gli aggressori, un padre di 48 anni e suo figlio di 17, sono stati arrestati dai militari e accusati di minacce e resistenza pubblico ufficiale. Il tutto è nato da un controllo fatto dai carabinieri che hanno scoperto che uno scooter risultava rubato. Il giovane di 17 anni, già fermato per il controllo, ha reagito minacciando i militari con delle forbici e cercando di tagliare le fascette di plastica utilizzate per sequestrare il veicolo. In questo frangente è intervenuto il padre, noto anche per i suoi numerosi precedenti penali, che ha aggredito, come vediamo, uno dei carabinieri da dietro. Le forze dell'ordine hanno prontamente reagito, arrestando il ragazzo, che è stato
stato trasferito al carcere minorile Malaspina di Palermo e il padre, per il quale è stato disposto l'obbligo di firma. Ci sono ancora 1000 pazienti all'ASP di Trapani che attendono il referto istologico da mesi. Nel corso della riunione di ieri alla Regione ci sono stati momenti di tensione. Nessuno ha mai avvertito l'assessorato di questi problemi. Alla fine dell'incontro è stata presa la decisione che la Regione affiancherà l'ASP per recuperare i ritardi, il servizio. 1000 referti istologici da analizzare e consegnare, questo è l'arretrato dell'ASP di Trapani con pazienti in attesa da mesi. Molteplici le segnalazioni raccolte poi dall'Associazione Codici di Trapani di cittadini che lamentano ritardi e tra loro il signor Salvatore Torregrossa. Il caso più rilevante è quello di un cittadino cui figlio il 6 di settembre 2024 si sarebbe sottoposto ad un esame istologico presso l'ospedale di Trapani e ancora oggi gli sarebbe stato riferito, quindi dopo ben 8 mesi, gli sarebbe stato riferito di attendere ancora altri 10 giorni. Come associazione consumatori daremo tutta la tutela legale possibile a queste famiglie. Intanto, per porre fine alle criticità riscontrate nella consegna dei referti istologici, l'assessorato alla salute affiancherà l'ASP attraverso tutta la rete del sistema sanitario regionale per consentire l'azzeramento dell'arretrato e dopo l'ispezione emerge il dato allarmante: non sono 244 gli esami istologici da refertare all'ASP trapanese ma 1 migliaio, un risultato che ha irritato il governatore Renato Schifani e l'assessore alla salute Daniela Faraoni, che hanno incontrato il direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce e il direttore sanitario Danilo Greco. Al momento niente dimissioni dei vertici della sanità trapanese, la priorità è smaltire l'arretrato. Al governo regionale non hanno gradito però la mancata comunicazione tra ASP e assessorato. L'emergenza non doveva essere taciuta. Il manager Croce ha lasciato intendere che la responsabilità è dell'ex primario di anatomia patologica in pensione da novembre, accusato di avere segnalato il problema solo a luglio. Ora la stessa accusa viene però mossa all'ASP che, pur avendo attivato convenzioni con strutture pubbliche e private, non è riuscita a smaltire l'arretrato. E si è conclusa l'attività effusiva iniziata l'8 febbraio scorso da una frattura che si era aperta alla base della bocca nuova dell'Etna a quota 3050 metri sul livello del mare e che ha, lo abbiamo raccontato spesso, richiamato migliaia di turisti e curiosi sul vulcano attivo più alto d'Europa. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania dopo sopralluoghi sul terreno e attraverso l'analisi delle immagini della rete di videosorveglianza. A Catania ci sono periferie dimenticate, il grido d'allarme, quello del quarto municipio della città, le prese con 1000 problemi. Sentiamo Tonino De Mana. In alcune abitazioni manca ancora il gas, in altre è stato ripristinato dopo settimane e settimane di snervante attesa. Ma l'esplosione che ha sventrato 2 palazzine in via Fratelli Gualandi a Trappeto Nord è solo la punta di un iceberg di un quartiere che resta ai margini di Catania. Basta fare un giro nel quarto municipio per rendersi conto quanto sia lontano il centro cittadino e quanto i servizi lascino a desiderare. Dalle strade Groviera alla spazzatura, dalle piazze abbandonate alle bambinopoli, dove però è sempre raro vedere dei ragazzini. È stato bruciato uno scivolo completamente e non si è fatto niente. Così è, così era e così è rimasta. Non c'è niente. Dove li porta i ragazzini? Qua a giocare in mezzo alla terra, allo sterco dei cani? È bipartisan il grido d'allarme dei consiglieri di municipalità. Abbiamo anche una barca che simboleggia come San Giovanni Calermo sia in un mare di guai, non ci facciamo mancare nulla, dalla completamente assenza di gas a rifiuti di vario tipo. Io invito il sindaco a venire nel consiglio del quarto municipio perché da 2 anni a questa parte non è mai venuto. Non le mandano a dire i consiglieri di municipalità in quota Forza Italia e Fratelli d'Italia. Noi chiediamo al presidente Cavallaro di farsi portavoce con il sindaco di asfaltare queste strade perché effettivamente sono molto pericolose. La colpa io non la do al sindaco, ma la do al mio presidente che non riesce a portare le esigenze che ha bisogno questo quartiere. E se un problema tira l'altro, ci spostiamo in via Beata Giovanna Jugan per mostrarvi lo stato d'abbandono di questo slargo dove gli alberi rappresentano soltanto un pericolo, senza contare che le folte chiome hanno ormai nascosto persino l'illuminazione pubblica.
Paura sulla A18 Messina-Catania per un ragazzo che con il suo furgone si è scontrato con un mezzo fermo al lato della strada che forniva la segnaletica per lavori di manutenzione. L'incidente poco dopo mezzogiorno tra Giarre e Acireale. Nell'impatto il giovane è rimasto incastrato all'interno della cabina e per liberarlo dalle lamiere i vigili del fuoco hanno dovuto usare un particolare tipo di divaricatore. Adesso ci fermiamo, tra poco rientreremo, saremo ancora a Catania per il dono della Caritas alla moschea della città. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, la Caritas di Catania offre cibo ai musulmani che durante il periodo del Ramadan sono impossibilitati a cenare. All'Help Center si rinnova così una lunga tradizione. Il servizio è di Desiree Ferlito. Dalla Caritas alimenti per la moschea di Catania da offrire ai musulmani che durante il Ramadan sono impossibilitati a cenare all'Help Center. Si tratta di 150 litri di olio di semi e d'oliva, 650 litri di latte, un migliaio di scatole di legumi, circa 500 barattoli di minestrone e poi ancora pasta, riso, barattoli di salsa di pomodoro per un appuntamento con la solidarietà che si rinnova ormai da 10 anni. Alla consegna erano presenti il direttore della Caritas Etnea Donnuccio Puglisi, l'imam Keitab della FIT e diversi fedeli che utilizzeranno gli alimenti assieme ad altre donazioni per preparare ogni sera i pasti in moschea dopo la rottura del digiuno che dura dall'alba al tramonto. Un'altra testimonianza forte di una collaborazione e di un dialogo proficuo che nel tempo si è consolidato e ha testimoniato la nostra convivenza umana tra fratelli. 200 i fedeli accolti ogni sera. Misericordia, che è il nome che porta questa moschea, misericordia vuol dire avere il cuore grande, è una caratteristica di Dio, se non addirittura la connotazione più intima del cuore del Signore, del cuore di Dio. Quindi è chiaro che non può esserci nessun dialogo interreligioso se tutto ciò non parte dalla carità. Cambiamo argomento, i fasti dell'Ottocento siciliano tornano a rivivere grazie alla serie Il Gattopardo da oggi in TV. Sentiamo Eva Spampinato. Il Gattopardo si sente invaso. La preghiera vi sgombrerà. La serie evento che fa rivivere i fasti dell'Ottocento siciliano è finalmente disponibile su Netflix. Dopo tanta attesa creata attorno al rifacimento del celebre film di Luchino Visconti, Il giorno del Gattopardo è arrivato. Catania fa la sua bella parte nel rappresentare questa Sicilia gattopardesca. E noi siamo andati a scoprire uno dei luoghi simbolo del romanzo di Tommasi di Lampedusa e del film Il Palazzo Biscari di Catania, alla ricerca di qualche racconto inedito. Siccome il film poi è stato girato con ambientazioni chiaramente dell'epoca, quindi c'erano delle candele accese, quando si partiva con le riprese i condizionatori venivano staccati per poter tenere le candele, diciamo il lume della candela e la fiamma ferma. È chiaramente un caldo incredibile. Lui è Sergio D'Arrigo, nobile catanese e cultore cinematografico che nella serie TV interpreta il double, ovvero il doppio, del principe di Salina, Kim Rossi Stewart. Forse direi anche il primo siciliano che ha questo ruolo di principe di Salina. Il principe vero, Ruggero Moncada, invece, ci racconta le scene girate qui. Le arrive delle carrozze, la salita per la scalinata. Il ballo è il primo organizzato dai garibaldini sbarcati in Sicilia. In 2 giorni di riprese hanno fatto le scene del ballo da tutte le angolazioni. Per rendere tutto più autentico, 1860 la truppa ha cambiato persino la carta alle pareti. Il salone aveva delle pannellature che venivano sostituite spesso, cioè quando la principessa si faceva un vestito ci accoppiava i tessuti da parete. Il poter rinnovare gli addobbi, le cose dava la sensazione proprio dello sfarzo e dello stupore che questo salone provocava. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e torneremo con il calcio.
Siamo al calcio, allenamento mattutino oggi per il Catania che si prepara in vista della trasferta di Latina in programma sabato pomeriggio. Toscano recupera intanto Gherardi e Montalto, quasi sicuramente anche De Paoli. Il club invece ha ricordato oggi la scomparsa di Bruno Pizzul. Francesco Triolo. La necessità di dare una sterzata al campionato, quella che non è arrivata contro il Foggia. Il Catania deve svoltare anche per evitare brutte sorprese e scivolare fuori alla zona playoff, che adesso diventa un obiettivo irrinunciabile, l'ultimo per la stagione dei rossazzurri. Il pareggio contro il Foggia ha lasciato strascichi di delusione nell'ambiente etneo. Questo è stato evidente e per questo la trasferta di sabato a Latina contro una squadra in piena lotta per la salvezza diventa un bel banco di prova per la squadra di Mimmo Toscano. Il tecnico anche questa settimana deve fare sempre i conti con diversi assenti, anche se può sorridere per il ritorno dopo il turno di squalifica di Gherardi, mentre Stoppa dovrà scontare il secondo turno. Dovrebbero tornare a disposizione anche gli attaccanti De Paoli e Montalto, quest'ultimo è già rientrato in gruppo dopo l'attacco febbrile e se il percorso di recupero dovesse proseguire senza intoppi potrebbe rientrare anche Dal Monte, fermo dall'infortunio rimediato a Cerignola. Potrebbe essere un ritorno importante per dare maggiore imprevedibilità in fase offensiva. L'allenamento di questa mattina ha dato maggiori indicazioni a Toscano, anche se sino a venerdì mattina, giorno della rifinitura, potrà avere ulteriori indicazioni. E oggi dal Catania non poteva mancare un ricordo di Bruno Pizzul, ex giocatore rossazzurro dal 1958 al 1960, icona del giornalismo sportivo e voce storica della nazionale, lo definisce il club etneo, che lo ricorda per lo stile della cronaca e per la capacità di esprimere l'emozione di tutti, con un'impeccabile misura di partecipazione e sobrietà. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.